Buongiorno a tutti e benvenuti all'8° appuntamento per la definizione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Oggi ci troviamo all'Innovation Lab Dolomiti a Belluno e affronteremo un tema molto particolare e molto d'attualità, il ruolo del digitale nella gestione ambientale e territoriale. Dopo venerdì scorso eravamo a Bassano, siamo partiti da Rovigo circa 40 giorni fa e ormai siamo quasi arrivati alla fine di questa maratona per la costruzione e la definizione della nuova agenda digitale, raccogliendo spunti, indicazioni e suggerimenti molto importanti. Lascio subito la parola per i saluti istituzionali a Marco Staunovo Polacco, presidente del Consorzio BIM Piave di Belluno, che ci ospita e che ha investito su questo Innovation Lab. A lei, Presidente. Sì, grazie mille, grazie per l'introduzione. Mi preme intanto ringraziare ovviamente la Regione del Veneto per quanto fatto a livello di finanziamento, in particolare per questo importante progetto che il Consorzio BIM ha portato avanti in questi mesi. Ovviamente saluto l'assessore Bottacini e l'assessore Calzavara per essere presenti qui da noi e per toccare un tema molto sentito in provincia di Belluno, viste le note vicende che ci hanno colpito in questi ultimi anni. Il Consorzio BIM si è fatto capofila di un progetto importante che si chiama appunto Innovation Lab Dolomiti, finanziato interamente dalla Regione Veneto attraverso il fondo POR FESA 2014-2020 con un contributo sostanzioso di oltre 700.000 euro. Il progetto è stato un progetto impegnativo che ha fatto collaborare più soggetti territoriali, le associazioni di categoria, i GAL, i 60 comuni della provincia di Belluno che sono consorziati con appunto questo ente che è appunto il Consorzio BIM Piave e tutta una serie di soggetti tecnologici che hanno poi contribuito a sviluppare il progetto nella sua interezza. C'è ovviamente la partecipazione della provincia di Belluno al progetto e del SIT, che è il sistema informatico territoriale della provincia di Belluno, di cui il Consorzio ha come elemento di supporto organico e strutturale per tutto lo sviluppo tecnologico appunto del progetto. Cosa possiamo dire della parte digitale del mondo ormai che sta andando avanti? Ormai sentiamo parlare di SPID, di firme digitali, di home working, di smart working, quindi ormai il nostro territorio e il nostro mondo ormai è permeato di tutte queste iniziative. Credo che in questo momento più che una digital device a livello territoriale che comunque permane all'interno della provincia di Belluno, almeno di sicuro, ma credo in generale in tutta la nostra nazione, ci sia un digital device tra le generazioni. Ormai i giovani sono molto più avanti di quello che sono, le generazioni più anziane, ed ecco, partendo anche dalla mia, appunto. Quindi credo che il lavoro grosso che deve essere fatto è proprio quello di dare un supporto alle generazioni, quelle un po' più vecchie, per poter superare questo gap. Il progetto che ha portato avanti il Consorzio appunto è in questa direzione, cercando di capillarmente di portare l'innovazione all'interno di tutto il territorio, con anche una serie di palestre digitali. Ce ne sono in questo momento 12 nella provincia, partendo dalla parte alta della provincia, passando per la Gordino e arrivando fino al Basso Bellunese, appunto, dove il cittadino in maniera gratuita e pubblica può entrare in queste palestre digitali e affrontare i temi legati appunto all'innovazione digitale, a internet e a tutto quello che è l'aiuto che questa tecnologia ci può dare. Quindi diciamo che il progetto è importante, il Consorzio da sempre lavora in quest'ottica, quindi nell'ambito della digitalizzazione del territorio, fa delle iniziative importanti per i comuni, per gli enti pubblici in particolare, e questo secondo me è invece un elemento molto importante legato alla permeabilizzazione di tutta la società e di tutti i cittadini dell'intero territorio. Insomma, ecco. Quindi io ribadisco il ringraziamento fatto alla Regione perché ci ha dato un'opportunità grossa per poter, ripeto, affrontare questi temi che sono ormai di dominio pubblico e che sono più veloci del cambiamento di molte altre iniziative. Diciamo che stare al passo col digitale è ormai diventata una cosa fondamentale. Grazie al Presidente per questa introduzione. Ha sottolineato come ben 12 palestre digitali sono state aperte in tutto l'ambito provinciale e che sono gratuite e pronte a fornire servizi di acculturazione digitale. Passo la parola adesso a Francesco Calzavara, assessore all'agenda digitale della Regione Veneto, che in questo percorso, ormai questo è l'8° appuntamento, abbiamo visto diversi Innovation Lab, ma abbiamo anche capito raccolto molti spunti per la nuova agenda digitale. Sì, grazie, buongiorno a tutti, un saluto e un ringraziamento al Presidente di BIM Piave che ci ospita oggi.
e che ci permette in questa ottava tappa di conoscere questa ulteriore realtà bellunese che interpreta, credo, in maniera puntuale quelli che erano una delle aspettative dell'Innovation Lab. Da una parte mettere a disposizione dei luoghi di aggregazione, di coworking, dall'altra riuscire in territori anche particolari come quelli della provincia di Belluno creare quelle condizioni attraverso le palestre digitali di far sì che la cultura digitale possa arrivare anche nei piccoli comuni che sono una delle caratteristiche della provincia di Belluno stessa. È per noi l'ottavo appuntamento, il penultimo, un percorso che credo stia dando dei risultati importanti perché i tavoli di confronto che nascono dopo questa prima presentazione sono strumento di confronto, ma sono anche uno strumento di proposta, che è quello che poi stiamo cercando attraverso questo percorso di far sì che l'agenda digitale 2025 del Veneto sia un'agenda che, come lo diciamo ormai a ogni appuntamento, abbia questa visione, quella di essere estremamente contemporanea e quindi di avere la capacità, tra l'altro, di essere pronta a intercettare i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, ma abbia anche una visione che dia una prospettiva di un Veneto capace di correre prima e meglio, così come in tanti altri settori, per cercare di recuperare quel digital divide che faceva riferimento il presidente del BIM, e abbia la capacità di essere anche innovativo e quindi riuscire nei vari settori della nostra regione a interpretare quelli che sono i nuovi bisogni. Oggi parliamo di ambiente, parliamo di monitoraggio, che è uno degli obiettivi che ci piacerebbe percorrere nei prossimi anni, far sì che la Regione del Veneto, attraverso tutta una serie di sensori e attraverso la capacità di aggregare questo dato, abbia poi la possibilità, attraverso applicazioni che passeranno attraverso delle piattaforme abilitanti. Abbiamo visto già qualcosa di primi risultati in qualche Innovation Lab che abbiamo visitato nel corso delle scorse settimane, ma poi abbia proprio questa capacità di ritorno del dato, di interpretarlo e di riuscire in tempi assolutamente brevi e puntuali a far sì che questi dati possano essere utilizzati nel migliore dei modi, in particolar modo in aree sensibili come queste, a allarmare piuttosto che intervenire in maniera preventiva su aree sensibili e fragili come quelli della provincia di Belluno. E quindi con questo spirito, con quello di riuscire a creare un'agenda digitale che veda proprio il Veneto un primo attore da questo punto di vista, stiamo pensando, ne avevamo parlato la scorsa settimana, proprio dal punto di vista anche delle infrastrutture, riuscire a far sì che la nostra regione possa dotarsi anche di capacità di calcolo che gli permetta poi di riuscire a elaborare questa quantità di dati che devono essere messi a disposizione dalla collettività. Con questo spirito continuiamo questo percorso, sperando naturalmente nella prossima settimana di chiudere questo primo passaggio, di fare sintesi di quello che abbiamo sentito, ascoltato, conosciuto e devo dire anche capito rispetto a questa sperimentazione dell'Innovation Lab. L'Innovation Lab non è un qualcosa che si andava a copiare dalle altre parti, è una sperimentazione assoluta della regione del Veneto che sta producendo dei risultati sui quali bisognerà riuscire a trovare anche le risorse per continuare a far sì che lo sforzo che è stato fatto nel corso di questi 2 anni possa trovare dei risultati concreti messi in relazione e credo da questo punto di vista anche la capacità di far sì che le buone pratiche che abbiamo visto un po' qua, un po' là, possano essere messi a sistema e dare l'idea di una regione del Veneto che coordina una innovazione digitale che nel Veneto ho percepito c'è molta professionalità, c'è molta passione, metterla in rete ci produrrà sicuramente dei risultati importanti per tutto il Veneto. Grazie, ringrazio l'assessore Bottaccini, collega di giunta, insomma, che credo conoscete tutti per la sua preparazione e capacità di intervento, e credo che anche oggi ci stupirà con quello che la Regione del Veneto ha in mente di fare dal punto di vista digitale per un settore così importante come quello dell'ambiente, che diventerà sempre di più un elemento centrale dell'offerta della nostra Regione. Grazie.
Grazie all'assessore Calzavara che ha sottolineato alcuni spunti importanti che abbiamo raccolto in questi primi 7 incontri, questo è l'8º come diceva prima, l'importanza del dato, l'importanza di trasformare buone pratiche in un'innovazione sistemica e quindi far diventare ottime esperienze locali, un progetto di innovazione trasversale a 360 gradi su tutto il territorio e non meno importante l'idea di costruire un'agenda digitale contemporanea in grado quindi di risolvere i problemi attuali ma che sappia anche guardare al futuro. Lascio la parola all'assessore Giampaolo Bottacini, assessore all'ambiente, clima e protezione civile, che ci ragguaglierà sulle attuali iniziative della Regione Veneto in ambito di gestione del territorio e gestione ambientale. A lei, assessore. Beh, intanto ringrazio appunto dell'ospitalità il Consorzio BIM e un saluto a tutti. Qualche tempo fa il famoso climatologo Luca Mercalli ha scritto un libro, Saliamo in montagna, e ha evidenziato tutta una serie di cose, questa tendenza alla riscoperta della montagna. Lui, essendo climatologo, ha detto: con i cambiamenti climatici io mi sono preso una casa a quota 1600 metri in Val di Susa perché sto anticipando i tempi e quando la pianura diventerà invivibile ancor più di adesso mi sarò già preso avanti, e quindi ha deciso di andare a abitare in montagna e ha evidenziato tutta una serie di aspetti positivi. Spesso noi montanari, visto che sono bellunese, evidenziamo gli aspetti negativi del vivere in montagna. Lui ha evidenziato tutta una serie di aspetti positivi, e fra cui quello della qualità della vita. Noi siamo in procedura di infrazione per la qualità dell'aria, ma è un tema che riguarda la parte della pianura del Veneto, non la parte della montagna. Tanto per fare un esempio, no? Di fronte all'allarme lanciato anche dall'OMS, di fronte al rischio dettato appunto dalla qualità dell'aria, la montagna ne esce assolutamente indenne. Ma di esempi così ne potremmo fare altri. Lui citava l'esempio della socialità riscoperta, no? In montagna è più facile avere socialità, nei paesini ci si conosce tutti, mentre invece in città diventa più difficile, così come la congestione del traffico, eccetera eccetera. E io evidenzio anche l'aspetto lavorativo. Se noi possiamo contare su una infrastrutturazione digitale efficace in montagna, molte cose potremmo farle stando assolutamente a casa, anche dal punto di vista lavorativo. Io ricordo mio cugino disegnava le carene delle Yamaha del MotoGP stando comodamente a Padova e trasferendo appunto i file molto pesanti in Giappone senza alcun tipo di problema. Questo credo che potrebbe essere un aspetto positivo di chi vuole vivere in montagna, perché ritiene che la montagna non abbia solo aspetti negativi ma abbia anche molti aspetti positivi. Lo sottolineo perché credo che il digitale possa offrire molto in questi termini. Pensiamo alla telemedicina, ma pensiamo appunto a tutta una serie di altre cose. Cosa vuol fare la Regione nell'ambito ambientale? Ma direi sfruttare al massimo quello che ci viene offerto da tutto il mondo digitale. Noi siamo già partiti, abbiamo già cominciato ad affrontare questa grande sfida perché riteniamo che il mondo digitale possa essere un grande supporto per tutto il territorio e quindi anche per la montagna. Siamo nella provincia che è stata più colpita dall'uragano Vaia nel 2018, che ha investito 208 comuni, ma tutti quanti i comuni della provincia di Belluno, e quindi credo che in questo ambito sia oltre che auspicabile, direi doveroso sfruttare al massimo quello che ci viene offerto dal mondo digitale. Il Presidente della Repubblica Mattarella, quando è venuto a Belluno il 12 marzo del 2019, dopo l'uragano Vaia, ha detto che il Veneto ha dato una lezione al resto del paese in termini di protezione civile, e si è riferito sì alla gestione emergenziale, alla macchina dei soccorsi eccetera, ma ha fatto un riferimento esplicito anche all'aspetto relativo alla prevenzione e previsione, e credo che su questo fronte il digitale offra moltissimo. Noi abbiamo messo a punto negli anni degli strumenti digitali che ci consentono di dire che siamo
a un buon livello, poi ci sono persone ben più autorevoli di me che potranno entrare nel merito, però mi piace evidenziarne uno che peraltro abbiamo messo a punto con il professor Casagli, che parlerà dopo di me, e con l'Università di Firenze, che è il monitoraggio satellitare del territorio. Pochissimi lo sanno e quindi mi pareva interessante anche evidenziare questo aspetto facendo vedere alcune cose proprio in pratica, ecco, se è possibile. Questa parte qua è la parte bassa della provincia di Belluno. Tutto il territorio, quei puntini che si vedono verdi, sono dei punti di riferimento che vengono controllati dal satellite. Il satellite cosa controlla? I movimenti in salita o in discesa del territorio. Adesso il professor Casagli poi mi boccerà l'esame, ma fortunatamente non devo fare l'esame con lui, ma sto usando dei termini che sono impropri, ma che sono per far capire anche a chiunque di cosa stiamo parlando. E se noi andiamo a vedere magari qualche caso specifico, questa è la mia zona dell'Alpago, questo è il lago di Santa Croce, e qui sopra, dove ci sono i puntini verdi, vuol dire che sostanzialmente il territorio è fermo. Dove ci sono i puntini di altro colore, giallo, rosso o blu, il blu è in un senso, il giallo e rosso è nell'altro senso, quindi in salita o in discesa, si vede che c'è qualcosa che si sta muovendo, e evidenzio questo addensamento di puntini gialli e rossi, che è la zona industriale dell'Alpago, la seconda zona industriale della nostra provincia. Non che ve ne fosse bisogno, ma viene evidenziato che effettivamente c'è un fenomeno di subsidenza in atto ormai da parecchi anni. Questa è una zona a rischio molto rilevante dal punto di vista idraulico, che si è allagata anche nell'ultimo evento, quello del dicembre del 2020, 5-6 dicembre. Il fatto di avere il monitoraggio di tutto il territorio del Veneto è uno strumento potentissimo, perché ci consente di evidenziare situazioni sapendo cosa sta succedendo. Molti dicono che Venezia si sta abbassando, se noi andiamo a vedere qua invece rileviamo che Venezia è tutta verde e quindi non si sta muovendo. Adesso ingrandisco, era solo una curiosità per far vedere questo strumento, perché io poi queste cose le dico anche ai giornalisti, ma siccome sono cose tecniche non è che fanno tanta presa, no? Però sono utilissime. Ecco, vedete qui al centro, questa è Venezia, vedete che i puntini sono fondamentalmente verdi, c'è qualcosina qui a Marghera puntualmente. Poi dopo il professor Casagli spiegherà molto meglio di me tutti questi aspetti, ma questo è per dire che questo è uno strumento di cui noi disponiamo, ma ne abbiamo moltissimi altri. Siamo l'unico paese in Europa, così ci dice il Ministero dell'Ambiente, l'autorità di bacino, che disponiamo di uno strumento per prevedere le piene dei fiumi, dei principali corsi d'acqua, e questo ci ha consentito durante Vaia, nella parte bassa del bacino del Piave, di evitare l'evacuazione di molti centri abitati, perché se è pur vero che un allagamento è assolutamente devastante, anche un'evacuazione ha degli aspetti assolutamente di criticità rilevante. La sfida futura è quella di mettere tutto insieme, quello di utilizzare tutti questi strumenti, monitoraggio dell'aria, monitoraggio delle infrastrutture, monitoraggio di tutto, metterlo tutto insieme in un grande strumento che io ho denominato PIMOT, piattaforma intelligente di monitoraggio del territorio, peraltro condivisa con il ministro Cingolani, che appena nominato ha parlato di una cosa simile, e noi ce l'abbiamo già in stato embrionale e abbiamo chiesto sul PNRR di utilizzare quei fondi per metterlo in pratica e svilupparlo in modo tale da avere un monitoraggio non solo intelligente ma anche interfacciato di tutto quello, di tutti quelli che sono i dati, sono una quantità enorme in materia ambientale, che ovviamente ci possono consentire da un lato di prendere le decisioni più sagge in termini di gestione emergenziale, ma dall'altro anche di fare una pianificazione futura sul medio e lungo termine che sia più consapevole e più orientata non tanto alle fake news o al sentimento che magari circola da qualche parte, ma su dati oggettivi, perché noi dobbiamo basarci oggettivamente su tutto quello che è il dato scientifico, perché altrimenti rischieremo
rischiamo di fare degli errori grossolani che porterebbero a danni anziché benefici. Io ringrazio per questo momento di confronto, perché credo che in materia ambientale lo strumento digitale sia assolutamente fondamentale e vada sfruttato al massimo. Noi su questo ci siamo impegnati e siamo partiti. Il lavoro è molto lungo ed è un lavoro che non è fisso, è un lavoro che va alimentato continuamente, quindi il percorso è partito e su questo percorso noi continueremo come Regione. Grazie all'assessore Bottacin che ha sottolineato in maniera molto analitica le attuali servizi che la Regione Veneto sta già usando, facendoci vedere il geoportale e raccontandoci come questo nuovo strumento, come l'ha chiamato lui, questo sistema che raccoglie dati e li elabora, li interpreta PMOT, è in qualche modo la nuova frontiera su cui si sta già lavorando per governare il territorio, ovviamente anche per anticipare eventuali problemi. Lascerei adesso la parola al dottor Luca Marchesi, direttore d'area tutela e sicurezza del territorio Regione Veneto, che continua e entra un po' più nel dettaglio nel raccontarci le specificità che la Regione Veneto sta portando avanti. Ti servono le slide e quindi ci sarà un piccolo passaggio. Nel frattempo ti lascio la parola. Grazie, grazie. Dunque il compito che mi è stato affidato è quello di parlare delle attuali politiche per l'ambiente e il territorio di Regione Veneto e di aprire rispetto ad alcune prospettive che sono, diciamo così, in via di messa a fuoco. Lo farei appoggiandomi appunto ad alcune slide che abbiamo preparato, sono veramente una traccia, insomma, di discussione per evitare che io mi perda dei pezzi, e hanno un piccolo indice, quindi parlerò brevemente di quello che è il ruolo della Regione in questa nuova legislatura regionale che si è appena avviata, delle diverse tematiche dell'area che dirigo, che è una delle 6 aree in cui si articola Regione Veneto, quindi già questo dà un po' l'idea della verticalizzazione, della capacità di affronto in maniera integrata dei temi, che sono comunque tutti temi intersettoriali, multidisciplinari, che presuppongono delle interazioni con altri uffici ma anche altri enti, no? Oggi siamo sede del BIM, ma gli enti locali in generale, anche soggetti consorziati, misti e pubblici e anche privati, producono dati ambientali e territoriali molto importanti per la definizione delle politiche regionali, e poi parlerò delle progettualità in corso e delle prospettive per vedere un pochino quali sono le attività oggi in cantiere, quali quelle che progettiamo e quindi in che cosa abbiamo bisogno di spingere sulla transizione digitale, che cosa può offrire Regione allo sviluppo della transizione digitale. Comincerei quindi dal ruolo della Regione. Ecco, la prima cosa che vorrei sottolineare è che in questa legislatura faremo un'accelerazione perché la Regione sia sempre più governo di questo territorio e sempre meno amministrazione, quindi un ente che somigli sempre meno a un grande comune che fa autorizzazioni, opere specifiche o piccoli interventi, ma che sia un ente che ambisce a governare un territorio ampio, complesso come è il Veneto, quindi facendo che cosa? Leggi e regolamenti, piani e programmi, coordinamento, che significa coordinamento delle istituzioni ma anche con il partenariato, quindi con soggetti territoriali, anche economici, e poi quindi che informa tutta la sua attività a questo, all'indirizzo, alla verifica di quello che accade, ascoltando molto il territorio. Ecco perché ad esempio a noi la transizione digitale serve anche, come accade per esempio oggi, nell'ascoltare il territorio, nel costruire dal basso attraverso meccanismi di partecipazione anche le idee per le politiche, le idee per lo sviluppo del territorio regionale. E quindi tutta questa grande attività di governo si fonda innanzitutto sulla disponibilità di dati, sulla disponibilità di informazioni, quindi sulla produzione di conoscenza che deve avvenire anche e soprattutto al di fuori del perimetro stretto dell'organizzazione regionale. Questo diciamo che è una chiave di lettura che vale in generale per la pubblica amministrazione oggi. Il problema non è gestire le proprie risorse, il problema è mettere in risonanza le capacità, le risorse di un territorio che è in grado di esprimere potenzialità ben più ampie di quello che è il perimetro ristretto dell'amministrazione pubblica. Di cosa ci occupiamo nell'area tutela e sicurezza del territorio? Di valutazioni ambientali, quindi della VIA, la VAS, la VINCA. L'ambiente, che nella nuova
nominologia anche regionale si chiama ambiente e transizione ecologica, per aprire appunto alla dimensione dell'economia circolare, dello sviluppo sostenibile, della climatologia. La difesa del suolo e della costa, con diciamo, la parte operativa rappresentata dagli uffici territoriali per il dissesto che sono basati su base provinciale, la protezione civile e anche la normativa speciale per Venezia che ha, come sapete, delle specificità da molti anni e delle regole tutte sue. Che cosa caratterizza quest'area di lavoro? Il fatto, come dicevo prima, di essere fortemente integrata, per cui per esempio le politiche per l'ambiente non possono essere viste in maniera disgiunta dalle politiche per l'energia e per il clima. Non a caso, no? Nella nuova legislatura l'assessore Bottacin ha tra le sue deleghe anche quella esplicitata e più chiara al cambiamento climatico, le misure di adattamento e di mitigazione. Ma naturalmente significa parlare di infrastrutture, di trasporti, di mobilità, che sono le cose che generano pressioni territoriali in termini di inquinamento atmosferico, ma di sviluppo del territorio, ma anche di impatti sull'assetto del territorio e della sua sicurezza. Significa parlare anche di agricoltura. L'impiego del territorio a fini agricoli può essere da un lato una pressione, dall'altro un elemento di miglioramento della qualità ambientale, e quindi significa parlare di tanti altri aspetti che cito soltanto per rappresentare come le tematiche ambientali siano trasversali rispetto a tutto il vivere civile e alle attività di un governo territoriale. Quali sono i principali progetti che abbiamo in corso adesso, su cui è importante disporre di dati? Alcuni. Stiamo lavorando, la Giunta ha appena dato il via al processo di definizione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti. Ecco, qui è un classico esempio di un sistema complesso di raccolta di dati che vengono prodotti localmente direttamente dalle imprese attraverso le dichiarazioni del catasto dei rifiuti, attraverso la raccolta dati sulla raccolta differenziata. Necessita la raccolta di dati anche economici e di flussi economici per comprendere i meccanismi tariffari, quindi un complesso di informazioni di provenienza territoriale e che hanno bisogno di essere gestiti in via digitale in maniera progressiva. Così come sarà per l'aggiornamento del piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. Ha fatto cenno Bottacin nel suo intervento al fatto che la nostra regione, come altre regioni del bacino padano, è gravata da questo problema di inquinamento atmosferico in pianura. Ci sono poi anche aspetti naturalmente che riguardano la qualità dell'aria nelle regioni non di pianura, ma questo è uno strumento che anche qui significa mettere insieme una grande mole di dati che riguardano temi propriamente ambientali di cui dispone l'ARPA, ma anche temi invece che riguardano la mobilità, il trasporto pubblico e privato, l'utilizzo dell'energia, quindi il riscaldamento, e quindi sono tutti dati che vanno integrati. Così come la Regione è attualmente impegnata nella pianificazione, nella programmazione delle opere di difesa idraulica. Anche qui un tipo di informazione che necessita di georeferenziazione locale, di focalizzazione sul territorio e di un livello di dettaglio così grande da generare grandi moli di dati. Ecco, questo tema, le reti di monitoraggio, che sono a volte manuali, i sopralluoghi dell'ARPA e la produzione di analisi in laboratorio che vengono poi trasferite, a volte automatiche, a volte sono prodotti da altri soggetti che non sono direttamente nella nostra, diciamo così, nel nostro perimetro organizzativo, come dicevo prima, quindi costruire reti di relazioni tra tutti i soggetti che producono dati e garantire una lettura unica che sia di supporto alla decisionalità pubblica, al soggetto che deve fare decision making, quindi prendere decisioni di interesse collettivo. Ci sono tecnologie avanzate, che poi insomma sono già di uso, come abbiamo visto, il telerilevamento aereo, quello satellitare. Abbiamo la necessità, la possibilità poi di sviluppare tutte queste informazioni attraverso modelli matematici che integrino la conoscenza sulle parti del territorio regionale che non sono coperti da monitoraggi puntuali.
puntuali. E abbiamo una grande possibilità che è quella di attingere, come ad esempio stiamo facendo oggi, alle capacità di un territorio di esprimere i bisogni e proporre soluzioni. Altrimenti il governo non è governo reale dei problemi veri, vicini ai cittadini, vicini alle imprese. Ecco, anche qui la tecnologia consente partecipazione, come accade oggi con i 3 tavoli tematici che affronteremo al termine della parte introduttiva. Una grande occasione naturalmente, è rappresentata dalle risorse che la nuova programmazione europea e il PNRR mettono a disposizione del territorio, quindi abbiamo una grande occasione da cogliere. Qui ho messo un'immagine che insomma semplicemente ricorda un po' tutta la possibilità tecnologica che abbiamo per costruire reti di monitoraggio ambientale importanti. Apro semplicemente con 2 cenni ad alcune prospettive, ma la prima che citerei, anche visto che siamo in un territorio, quello bellunese, che ha delle fragilità e delle sensibilità di questo tipo, è per effetto della nuova direttiva della Presidenza del Consiglio, noi adesso abbiamo da fare la nuova pianificazione di protezione civile e per la gestione delle emergenze. E questa naturalmente dovrà essere una pianificazione digitalizzata, in grado di definire mappe, percorsi, scenari e procedure in maniera integrata e facilmente accessibile da web, facilmente conoscibile da tutti anche da web. Poi abbiamo la necessità di fare una pianificazione integrata per l'ambiente, il clima e l'energia. Abbiamo da fare nuove leggi sull'economia circolare, la revisione della normativa regionale sull'ambiente, e tutto su uno scenario che naturalmente conosciamo bene, che è la richiesta di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della nostra Carta Costituzionale, che è una variabile ma che speriamo possa consentirci una maggiore efficacia, maggiore capacità di risposta. Naturalmente è una grande dimensione di lavoro, molto complessa, che ci deve fare essere ottimisti, pur nella consapevolezza della complessità, quindi ben venga questa iniziativa. Ora, dopo l'intervento di Casagli, anche l'occasione di sviluppare questi temi ascoltando i contributi di tutti. Grazie veramente al dottor Marchesi, che ha sottolineato, secondo me, prende un punto che ho trovato fondamentale. Spesso magari lo diamo per scontato, ma se vogliamo fare governo dobbiamo partire dai dati. È un tema cruciale, dati ovviamente aggiornati, dati integrati, dati che riguardano tanti settori, non soltanto un settore verticale, dati che poi vengono anche condivisi con delle terze parti col territorio, perché come diceva benissimo prima, poc'anzi il dottor Marchesi, se c'è l'intelligenza distribuita di tutti, possiamo veramente elaborare da questi dati nuove strategie, nuovi piani molto più efficaci. Adesso è stato chiamato più volte in causa, passerei la parola al professor Nicola Casagli, che dovrebbe, eccolo lì, lo vedo già collegato, presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Intanto lo ringrazio per la sua disponibilità e le lascerai la parola perché le abbiamo affidato questo compito così facile, capire come cambierà la gestione ambientale nei prossimi 5 anni grazie anche al ruolo digitale. Mi sente? Allora, intanto grazie all'Innovation Lab Dolomiti per avermi invitato a parlare di questo tema molto sfidante. Saluto anche gli assessori Calzavara e Bottacin per la loro introduzione, per aver contribuito appunto a tanti progetti che abbiamo insieme. Saluto anche il direttore Luca Marchesi, che ha parlato prima di me. Allora, nella mia presentazione ho pensato di presentare brevemente l'istituto di cui mi trovo a essere presidente, che è una realtà importantissima per la ricerca e lo sviluppo di tutto il nord-est, ma un istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, e poi nella parte finale invece vi faccio vedere un po' i progetti sviluppati nella regione del Veneto e i loro possibili futuri sviluppi. OGS è un ente pubblico di ricerca che è organizzato in 2 sezioni, sezione di oceanografia e sezione di geofisica, e 2 centri, uno che riguarda la ricerca sismologica e gestisce le reti sismiche, e l'altro gestisce invece le infrastrutture navali, le navi oceanografiche. Si è dato 5 obiettivi per il prossimo triennio.
declinati a loro volta in 5 priorità di ricerca che qui sono scritte. Mi scuso se la presentazione è in inglese, ma ormai è richiesto dovunque, insomma, di comunicare in lingua inglese. Il primo tema riguarda i mari e gli oceani, il secondo l'esplorazione dell'interno della Terra, il terzo grande missione è la riduzione dei rischi, il quarto la ricerca polare nelle aree polari e il quinto, non meno importante, la scienza aperta. Parlerò un po' di tutti questi aspetti, iniziando da quello per cui forse OGS è più noto, la gestione della nave oceanografica italiana. L'Italia aveva 5 navi oceanografiche fino a poco tempo fa, adesso ne ha una sola, che è questa, che svolge una nave rompighiaccio, che svolge essenzialmente ricerca polare. E perché è importante la ricerca polare? Acquisire dati nelle aree polari, per quello che è in discussione in questi giorni a Glasgow, cioè i cambiamenti climatici. Le 2 aree polari sono estremamente sensibili ai cambiamenti climatici e qualunque cosa che viene rilevata lì può servire per capire meglio quello che ci aspetta nell'immediato futuro e anche nel futuro più avanti. OGS gestisce anche 3 grandi infrastrutture di ricerca. La prima, che si chiama EuroArgo, è la rete mondiale di boe, di strumenti di misura che misurano la salute del mare e di tutti gli oceani a scala globale. La seconda, che si chiama Excel, riguarda la cattura e l'immagazzinamento geologico nelle profondità della Terra dell'anidride carbonica, sia prodotta dalle attività industriali, ma anche dalle filiere di produzione dell'idrogeno che possono avere in determinati casi la CO2 come materiale da rimuovere e da stoccare. E poi PRESS, che riguarda le applicazioni di supercalcolo, calcolo ad alte prestazioni per fare modelli di evoluzione della terra e del mare. OGS poi è noto in Veneto, in tutto il nord-est, perché ha il compito istituzionale di gestire la rete sismologica, quindi di misurare i terremoti, segnalarne tempestivamente l'accadimento, valutarne la posizione dell'epicentro, dell'ipocentro e della magnitudo. Ma la rete che OGS ha messo in piedi nel nord-est è molto più articolata, non ci sono solo i sismometri, ci sono gli accelerometri, che sono strumenti che servono soprattutto a stimare in maniera molto rapida il danno prodotto dal terremoto. E poi le reti GNSS, il nuovo nome con cui si identifica la tecnologia GPS, che misura gli spostamenti della crosta terrestre. Per quanto riguarda la rete sismica del Veneto, grazie a un finanziamento importante della regione, verrà notevolmente rinforzata la rete sia di accelerometri che di sismometri attraverso l'appoggio alle strutture di volontariato. Sono oltre 180 quelle che sono state coinvolte nel progetto sul territorio regionale, e attraverso questo raffittimento di rete sarà possibile avere maggiori informazioni più tempestive, più rapide, più precise sia sugli eventi sismici, ma anche su eventi particolari che non sono proprio eventi sismici, sono eventi idrologici, idrogeologici, che poi possono essere associati a movimenti del terreno. È importante anche la disponibilità di reti mobili. Questo è l'intervento fatto sull'ultimo terremoto in Croazia, perché dopo un terremoto è necessario mettere strumentazione mobile per avere informazioni sull'evoluzione della crisi sismica. Gli stessi mezzi sono stati utilizzati durante la recentissima crisi sismica proprio in Regione Veneto. E un aspetto importante del rischio sismico è quello anche della conoscenza, del far comprendere ai cittadini di cosa si tratta e anche come ci si deve comportare attraverso esercitazioni e attraverso educazione nelle scuole. E anche col coinvolgimento attivo dei cittadini, in particolare questo è un progetto che coinvolge le associazioni di volontariato, per fare valutazioni rapide degli effetti dei terremoti subito dopo il loro accadimento. Attraverso la predisposizione di una scheda e di un'app è possibile raccogliere informazioni appunto
da volontari che sono stati formati sull'utilizzo sostanzialmente della scala Mercalli per conoscere le conseguenze del terremoto. Poi OGS ha tutta una serie di infrastrutture di esplorazione geofisica, di esplorazione profonda del sottosuolo, che vanno da perforazioni profonde, aerei da telerilevamento, mezzi come questi che servono a vibrare il terreno per poter fare analisi sismiche attraverso ricevitori come questi e quindi fare profili sismici come questi che per esempio sono stati diffusamente eseguiti sulla laguna di Venezia e ci consentono di avere una conoscenza completa tridimensionale appunto del substrato o della laguna. Poi ci sono i droni che possono portare vari tipi di sensori ma anche mezzi robotizzati ed essere impiegati per attività che fino adesso hanno richiesto l'intervento di personale. Penso per esempio ai campionamenti di fumi o alle zone incendiate o appunto zone anche a rischio di frane, di alluvioni che non sono accessibili, possono essere esplorate, si possono far compiere anche azioni meccaniche ai droni. Questo è un drone tra l'altro che abbiamo brevettato e anche interamente costruito con stampante 3D, non in OGS ma alla mia università di Firenze. I radar da terra come questi che consentono di fare monitoraggio in tempo reale di frane e di altri movimenti del terreno. Salto qualche cosa e vado ai satelliti radar che sono appunto la nuova frontiera di monitoraggio del territorio. Permettono di monitorare vari tipi di fenomeno, le frane, la subsidenza legata all'estrazione di gas e di acqua, i movimenti tettonici lungo le faglie che poi possono anche dar luogo, ma non sempre lo danno, a terremoti, l'attività vulcanica, la stabilità di singoli edifici o di singole infrastrutture. Attraverso tecniche come questa che si chiama Persistent Scatter Interferometry, ma su cui non vado nei dettagli, è possibile appunto misurare, come faceva vedere l'assessore Bottacin, che ha spiegato anche molto bene con grande chiarezza, che il verde vuol dire che il terreno è stabile, il rosso vuol dire che il terreno si sta deformando verso il basso in un allontanamento dal satellite. Ecco, con questa tecnologia l'Università di Firenze ha proposto un progetto alla Regione Veneto che lo ha finanziato 2 anni fa, in cui siamo al 3° anno, un progetto che in prospettiva potrà poi essere gestito dai centri di ricerca locali, dall'Università di Padova, anche da OGS se necessario, per monitorare un'intera regione. Guardate, come diceva l'assessore nella sua introduzione, è un progetto assolutamente innovativo, produce una quantità di dati impressionante ed è solo Veneto e Valle d'Aosta in Italia al mondo hanno un progetto di questo tipo. Per dirvi, non ce l'ha la California, non ce l'ha il Giappone, cioè non ce l'hanno nazioni o stati che hanno problemi di rischio ben maggiori del nostro paese. Ogni 12 giorni vengono prodotte 2 mappe, una in orbita ascendente e una in orbita discendente, sono lungo 2 diversi punti, linee di vista dei satelliti, che quindi ci danno 2 componenti del vettore spostamento su un paio di milioni di punti, cioè 1 milione di punti in un'orbita, 1 milione di punti sull'altra, anzi 1,5 milioni. Poi questi punti vengono analizzati attraverso un'analisi di cluster per individuare appunto aggregazioni di punti, di riflettori radar stabili che si muovono con velocità maggiori del centimetro l'anno. Su questi, che una volta filtrati non sono più 1,5 milioni, ma sono 1400, vengono eseguiti verifiche e sopralluoghi ogni 12 giorni. Questo è un risultato delle zone in deformazione attiva osservate sulla regione Veneto, sulla zona montuosa che ovviamente corrispondono essenzialmente alle frane, sulla pianura a subsidenza legata a estrazione essenzialmente di acqua, ma si osservano anche deformazioni sulle discariche e sulle aree minerarie. Questi alcuni esempi: in Cortina di Ampezzo, che sappiamo essere un paese che convive con le frane, e in cui si osservano movimenti a velocità costante. Finché restano a velocità costante non sono un grosso problema, lo farò vedere dopo. Quello che interessa è la valutazione rapida delle accelerazioni. Questa è un'altra frana nel Bellunese. Il Monte Rotolon invece
in provincia di Vicenza, anche qui movimenti essenzialmente lineari. Qui di nuovo a Belluno la famosa frana del Tessina, che ha avuto recentemente una riattivazione, sempre movimenti lineari. Ma l'altro servizio che è ricompreso in questo progetto è l'individuazione di variazioni di velocità. Vi ho detto che finché una frana o un fenomeno in subsidenza o un qualunque deformazione del terreno si muove a velocità costante, non è un grande problema. Da un punto di vista meccanico la velocità costante è uguale a stare fermo. Quello che interessa è rilevare presto variazioni, accelerazioni. Ecco, ne sono state rilevate 3.695 in un anno di questo progetto, in gran parte dovute a frane, attività mineraria in piccola parte, e sulla zona di pianura moltissime per variazioni dei tassi di pompaggio di acqua. Questi sono alcuni esempi. Questo non è la frana del Tessina che è qui, ma la frana di Lamosano, che interessa il centro abitato di Lamosano, che ha subito una accelerazione il 9 dicembre 2019, poi è tornata a muoversi alla stessa velocità costante che aveva prima, ma è stato fatto ovviamente un sopralluogo di verifica per capire cosa era successo. Era una risposta a precipitazioni particolarmente intense. L'assessore ha fatto già vedere il portale della regione, in cui i dati sono disponibili ad accesso aperto. Ed è importante questa questione dell'accesso aperto, salto un po' di cose, perché sull'accesso aperto è un po' la nuova frontiera della gestione dei dati. Su questo devo dire che le amministrazioni pubbliche sono molto più avanti rispetto alla comunità scientifica, che soltanto da pochi anni ha capito l'importanza dell'accesso aperto ai dati, dell'accesso aperto alle pubblicazioni, mentre Stato e Regioni già hanno avviato un percorso di condivisione e distribuzione pubblica dei dati. Concludo dicendo, vado verso le conclusioni dicendo appunto che adesso col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci saranno tantissime occasioni, il più grande finanziamento in ricerca e sviluppo mai visto nella storia del nostro paese. L'assessore ha parlato dell'idea di realizzare un sistema integrato di monitoraggio su tutto il territorio regionale, identificato con l'acronimo PIMOT, ma vediamo per cosa potrebbe essere inserito in un sistema del genere. Intanto le microonde di cui ho parlato, con i satelliti, con i sensori a terra, ma sono dovunque le microonde, perché ormai viviamo in un mondo a microonde. La Commissione europea sta concludendo le procedure di verifica di un grande progetto di monitoraggio a scala europea e quindi anche a scala delle singole nazioni dei movimenti del terreno, che potrebbero essere integrati con i servizi regionali. Un'altra grande sfida è poter avere, e l'abbiamo proposto all'Agenzia Spaziale Italiana e Europea in più progetti, dei satelliti geosincroni, capaci di dare informazioni non 12 giorni, non ogni settimana, come con i satelliti che ci sono adesso, ma addirittura ogni 20 minuti. E utilizzare, per esempio, le parabole televisive come riflettori delle microonde per poter fare misurazioni degli spostamenti del terreno. Ce ne sono 47 milioni in Europa. Oppure antenne passive portatili già usate in campo militare che riconvertite in campo civile potrebbero permettere di misurare i movimenti del terreno utilizzando il segnale, per esempio, dei satelliti televisivi. E poi il 5G, che offre prospettive importantissime insieme alla fibra ottica. Il futuro della misurazione dei terremoti, delle deformazioni del terreno, sta qua, sta nella triangolazione fra antenne usate per la telefonia. E concludo poi con i droni filoguidati che possono servire per acquisire misurazioni molto precise e stabili sulla stessa area. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Casagli, che ci ha fatto questo viaggiare, ma facendoci capire che moltissime di queste innovazioni sono già presenti, sono già in produzione, già forniscono il loro valore aggiunto per il governo del territorio.
Mi sono segnato un paio di spunti veramente interessanti. Il primo, il cosiddetto accesso aperto, no? Cioè mettere a disposizione di terze parti i dati prodotti da questi sistemi di monitoraggio rappresenta un valore, perché potenzialmente queste terze parti potrebbero usare in un modo che noi non sappiamo, e quindi far circolare anche attraverso forme di open data questi dati è fondamentale. L'altro punto che ho trovato estremamente interessante è come anche nelle reti di monitoraggio ormai il cittadino, i volontari abbiano un ruolo attivo non solo nella fase emergenziale ma anche nella fase iniziale, quindi veramente spunti interessanti assieme ai satelliti geosincroni e a tante altre belle cose che speriamo veramente che in tempi brevi, anche grazie al PNRR, riusciremo a vedere realizzati. Con l'intervento del professor Casali finisce questa nostra prima parte, la parte diciamo in plenaria, e si avvia la seconda parte, quella del laboratorio di co-design. Sono 3 tavoli, come prima sono stati citati. Il primo tavolo riguarda monitorare e prevenire il dissesto idrogeologico con le potenzialità di un sistema in evoluzione. Il nostro facilitatore e moderatore è il dottor Gianni Marigo del Centro Valanghe di Araba, che ringrazio veramente. Il secondo tavolo è una piattaforma integrata dei dati per il governo ambientale, il progetto pilota della piattaforma PIMOT, che è stato poc'anzi anche citato dall'assessore, dallo stesso dottor Marchesi, ed è moderato da Delio Brentani, a cui va ovviamente anche a lui il nostro ringraziamento. Terzo tavolo, un po' più specifico ma di estremo interesse, visto che è stato l'inizio anche con cui l'assessore Botaccini ha fatto il suo intervento oggi, potenzialità del digitale nel contrasto allo spopolamento delle zone montane, moderato da Stefano Savarizzi del Consorzio BIM, a cui ovviamente ringraziamo doppiamente perché anche oggi ci ospita in questa bellissima sede dell'Innovation Lab Dolomiti. Sono le 11:28, siamo in perfetto orario, direi che ci rivediamo connessi alle 12:30, abbiamo quindi un'ora di lavoro di 3 tavoli. Un sincero ringraziamento a chi ci ha seguito fino adesso, ma soprattutto un augurio di buon lavoro ai gestori dei 3 tavoli e soprattutto ai partecipanti. Ci aspettiamo moltissimi spunti di interazione. Come avete detto prima, questo è un percorso di ascolto, di partecipazione, di raccolta, perché crediamo che la nuova agenda digitale del Veneto parta dai bisogni e dalle soluzioni proposte dal territorio. Grazie a tutti, ci vediamo alle 12:30. Ben ritrovati a tutti, eccoci qui per la terza parte dell'appuntamento per la costruzione della nuova agenda digitale sul tema il ruolo del digitale nella gestione ambientale e territoriale. Passiamo subito, prima di passare la parola, scusate, ai 3 facilitatori, vi ricordo che abbiamo un questionario che vi invitiamo a rispondere, un brevissimo questionario che ci permetterà di raccogliere delle indicazioni anche quantitative sui temi di maggiore interesse che i partecipanti a questo percorso di 9 incontri ci stanno in qualche modo evidenziando da tener conto della nuova agenda digitale. Tavolo 1. Monitorare e prevenire il dissesto idrogeologico con le potenzialità di un sistema in evoluzione. Gianni Marigo del Centro Valanghe di Araba è stato il facilitatore e il moderatore. Gianni, com'è andata? Grazie intanto veramente per aver fatto questo ruolo per noi. Grazie. Tanto grazie a voi dell'opportunità, ma il tavolo, per quanto con pochi partecipanti, è stato molto attivo, nel senso che io ho portato ad esempio alcuni sistemi di monitoraggio piuttosto che di gestione di rischi territoriali
più strettamente idrogeologici relativi per esempio alle colate detritiche della Valle del Boite, oppure le problematiche di tipo valanghivo direttamente gestite anche dal mio centro. Quello che ne è emerso è soprattutto la necessità da una parte di mettere in rete tutte le informazioni disponibili e che queste informazioni poi siano facilmente fruibili dal territorio, a partire dagli enti che poi si occupano della gestione di questi rischi, quindi da una parte la programmazione territoriale, dall'altra la gestione di situazioni emergenziali legate principalmente a fenomeni meteorologici intensi che possono generare appunto dissesti idrogeologici o fenomeni valanghivi particolari, ricordando poi anche tutta la gestione particolare di Vaia. La discussione si è poi proprio focalizzata su questo, cioè sull'insistere nel trovare sistemi efficaci, e in questo caso principalmente o quasi esclusivamente digitali, di comunicazione agli enti ma anche al pubblico, perché in Italia generalmente c'è forse un gap culturale ancora da colmare sulla capacità di far fronte a questo tipo di problematiche, che poi sono strettamente connesse anche agli argomenti legati ai cambiamenti climatici, quindi è una cosa di estrema attualità e il dibattito si è poi principalmente concentrato proprio su questo, cioè sulla capacità di utilizzare strumenti digitali che in grado di raggiungere in maniera efficace la popolazione in caso di allerte piuttosto che di gestione in situazioni meteoclimatiche estreme. Quindi direi proposte quelle di andare avanti sulla strada che stiamo percorrendo e di fare rete con tutti gli enti, con tutte le strutture che si occupano a vario titolo di monitoraggio e poi nella fase successiva di allertamento e informazione della popolazione e degli enti interessati durante le fasi emergenziali. Grazie veramente Gianni Marigo per questo contributo così interessante, sia su questa necessità di condividere e mettere in rete sistemi che già esistono ma che siano più accessibili per gli operatori, per le istituzioni coinvolte, ma soprattutto anche quello di pensare di trovare mezzi facilmente utilizzabili dalla popolazione, dalla cittadinanza. Tavolo 2. Una piattaforma integrata dei dati per il governo del territorio e della tutela ambientale, il progetto pilota di piattaforma intelligente per il monitoraggio territoriale PIMOT, ho detto PIMOT prima ma forse PIMOT, è italianissimo, quindi lascerei a Delio Bredan, che ringraziamo, l'onere e l'onore di sintetizzare il suo gruppo di lavoro. Grazie Luca. Sì, PIMOT, progetto integrato di monitoraggio territoriale. Intanto ringrazio i partecipanti perché erano veramente numerosi e molto, molto attivi. Platea, molti comuni del Veneto, c'era anche il nostro ente strumentale, c'era anche ARPAV, alcune colleghe della parte idrogeologica, la parte che riguarda i monitoraggi, quindi il progetto, che tra l'altro è legato anche al tavolo 1, devo dire che i due erano molto in sintonia, ha portato molti contributi, molti spunti. Per quanto riguarda il primo spunto che ti riassumo adesso, è quello di avere un portale unico, quindi siamo entrati proprio nello spirito di PIMOT, un portale unico di raccolta di accentratore dei dati, quindi un hub non solo tecnologico per la raccolta di tutti i monitoraggi che fanno gli enti strumentali e la regione stessa, ma anche un portale che possa restituire dei dati più semplici, immediati anche per il decisore, per il dirigente, l'assessore, il politico in questo caso, che deve prendere immediatamente deve dare delle risposte immediate con dei dati solidi, concreti e certificati. Quindi la parola certificato è uno dei punti essenziali, quindi non dati a caso ma dati certificati. Il secondo spunto che è uscito dal tavolo, e questo ci viene soprattutto dai comuni, è come il territorio visto dal basso, quindi visto dai comuni, dai piccoli centri, possa contribuire a dare a PIMOT un qualcosa in più. E questo ci è venuto soprattutto dal collega Eugenio Berti del Comune di Vicenza, ma non solo, è partire dal basso, quindi solo i dati che solo i comuni hanno, quindi dove sono le persone che hanno dei problemi, dove è l'azienda che ha magari più problematiche rispetto a un'altra, quindi quello che è il monitoraggio a partire dal basso del territorio, fornire appunto a PIMOT le indicazioni per la gestione in caso di emergenza, quindi in caso di guerra come si definisce, ma anche in caso di pace, quindi una gestione della protezione civile ma non solo,
anche a partire dal basso. La terza cosa che è uscita, e qui mi riaggancio anche all'agenda digitale, perché il gap che c'è anche con la banda ultralarga, le reti dei piccoli centri, è emerso anche questa tematica, ma soprattutto è emerso il discorso che alcuni piccoli comuni non hanno una tecnologia adatta a fornire dati a PIMOT, quindi come la regione può aiutare questi comuni? Forniamo la tecnologia, forniamo le infrastrutture, forniamo il know-how, e quindi PIMOT fornisce anche questo. Il progetto PIMOT è anche questo, quindi dare a chi non ha diciamo, la parte tecnologica e anche la parte di conoscenza, fornire anche questi strumenti. È emerso anche che i comuni capoluogo possono aiutare, quindi possono fare da centratori, da hub di raccolta dei dati, per poi passarli direttamente a PIMOT, in modo da avere una sorta di, passami il termine, dei piccoli hub locali che poi vanno a confluire i dati a un hub regionale che sarà appunto PIMOT. E quello che non ho detto all'inizio è che PIMOT fornirà poi i dati a una struttura centrale nazionale, perché le emergenze non si fermano ai confini della regione. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie Delio, questi spunti molto sul tema della governance di PIMOT, non soltanto dalla parte tecnologica, sono estremamente interessanti. E come coinvolgere i piccoli comuni? Sicuramente potremmo pensare a dei kit tecnologici autoconsistenti o di facile installazione, monitoraggio, gestione, piuttosto che pensare che, lo diceva anche Casali stamattina nel suo intervento, nella prima parte, che diventano anche i privati soggetti attivi, quindi il comune potrebbe essere anche gateway verso un mondo di soggetti privati che nel territorio raccolgono dati. Ultimo tavolo, ma non meno importante, potenzialità digitale nel contrasto del spopolamento delle zone montane. Stefano Savari è qui alla mia destra. Com'è andata e che cosa è emerso di spunti? Su cosa bisognerebbe investire, se c'è qualcosa su cui investire? Allora, il nostro tavolo, come mi pare di aver sentito anche gli altri, non è stato molto partecipato, però la partecipazione è stata molto attiva e sono emerse delle cose importanti. Allora, il tema dello spopolamento è un tema che riguarda il nostro territorio in particolare, quindi la provincia di Belluno e la montagna. Sono emerse intanto alcuni spunti di analisi su quella che è la situazione, quindi quali sono i fattori principali di criticità, quindi il calo della natalità, di conseguenza le scuole che sono a rischio, servizi, in generale i servizi, ma anche e soprattutto quelli più pratici, dal bancomat al negozio di vicinato, alle poste che vengono a mancare nei paesi più periferici. Manca a questo punto anche un'attrattività. Se fino a qualche tempo fa, ad esempio, c'era anche un flusso di stranieri, di lavoratori che venivano a lavorare nel nostro territorio, che quindi in qualche modo facevano diminuire il problema dello spopolamento, oggi anche questo trend si è invertito, quindi c'è anche una diminuzione dei lavoratori stranieri. Ci potrebbero essere delle politiche di favore, quindi fondi ad hoc piuttosto che una tassazione di favore, un aiuto ad esempio all'agricoltura, alla zootecnia, eccetera. Questo per fare un quadro della situazione in generale. Poi chiaramente qui può intervenire l'innovazione tecnologica per dare qualcosa che potrebbe favorire un'inversione di questo trend. Tra l'altro è notizia di questi mesi, la provincia di Belluno è andata sotto i 200.000 abitanti, cosa che si temeva ma che adesso è veramente arrivata. Allora, innanzitutto fattori abilitanti, quindi creare un territorio che abbia delle infrastrutture che consentano alla gente di fermarsi, di avere dei servizi magari innovativi, quindi non chiaramente avere sempre in tutti i paesi lo sportello della banca o delle poste, però avere dei servizi anche informatici che funzionano e che possono sostituire i servizi tradizionali. Telemedicina, scuola a distanza, eccetera, perché appunto se le scuole non hanno i numeri per stare in piedi, cerchiamo almeno di dare scuole ma anche università o alta formazione attraverso gli strumenti informatici. Fattore abilitante chiaramente però è la banda larga e ultralarga, e questo è il problema di oggi. Nel corso degli anni si sono succeduti piani nazionali, regionali degli operatori, ma siamo ancora in ritardo. Quei piani che dovevano portare all'infrastrutturazione generale di tutti i nostri comuni entro il 2020 sono in grave ritardo per vari motivi, Covid, quant'altro, ma siamo già a parlare del 2023.
Si parla delle tecnologie che vengono utilizzate per portare la banda larga e ultralarga. La tecnologia fondamentale è la fibra ottica, però sappiamo bene che in montagna è difficile portarla dappertutto e quindi anche il piano nazionale, i piani regionali parlano anche di altre tecnologie, FVA, quindi tecnologie miste, fisso, ponte radio o mobile. È chiaro però che questo non sarà una soluzione definitiva, perché se oggi parliamo della giga generation o comunque del collegamento a 1 giga come la base per abilitare qualsiasi tipo di servizio, sappiamo già che dove arriverà la fibra questo sarà a prova di futuro, perché le tecnologie di domani viaggeranno tutte sicuramente sulla fibra e quindi se domani parleremo di 1 giga poi saranno i 10 giga eccetera. Già sappiamo che l'FVA per esempio non avrà queste prestazioni e quindi ci sarà un digital divide di secondo livello fra qualche anno. Ecco, allora tornando al punto, senza neanche dire qualsiasi proposta tecnologica per fermare lo spopolamento, se non abbiamo l'infrastruttura abilitante non se ne parla, la gente se ne andrà. Se avremo l'infrastruttura abilitante allora potremo parlare di qualche proposta che è emersa dal tavolo, quindi diciamo il secondo step. Chiaramente un altro aspetto che va implementato immediatamente è l'alfabetizzazione. Cioè, io parlo dall'interno della pubblica amministrazione e vedo quello che sanno fare i nostri lavoratori, ma anche nelle imprese c'è questo problema. Se abbiamo anche gli strumenti ma non li sappiamo usare, è un problema di cultura, diciamo così, quindi possiamo lamentarci di non avere l'infrastruttura ma poi non sapremo utilizzarla quando ce la daranno. Gli altri aspetti, appunto, in parte li ho già detti, sono quelli della telemedicina, della teleformazione, del telelavoro. Lo smart working che può diventare anche una nuova modalità di attrazione di persone dall'esterno. I nostri territori sono bellissimi, se sono anche infrastrutturati adeguatamente possono diventare attrattivi per chi oggi lavora nella grande città o in pianura, ma preferirebbe lavorare in un posto più bello, più salubre, più interessante. Creare qualche luogo, e qui il progetto Innovation Lab può essere lo strumento, di aggregazione nuova, di aggregazione tecnologica, che stimoli anche l'interazione tra i vari soggetti, anche economici, quindi il piccolo imprenditore piuttosto che il giovane professionista, possono trovare in questi spazi una modalità di espressione della loro impresa con delle tecnologie che possono essere messe a disposizione dal sistema. E quindi incentivare le start-up anche innovative, anche nella forma. Per esempio nei piccoli comuni potrebbero esserci delle cooperative di comunità che portano avanti i servizi che vanno a mancare oggi perché l'operatore economico tradizionale non ha interesse a investire su quei territori. L'utilizzo dei big data. Big data e open data possono diventare stimolo per creare nuova economia. Quindi ad esempio la mappatura delle presenze e della mobilità sui territori può diventare un modo per gli imprenditori locali di capire che cosa vuole chi viene sul nostro territorio. Ho detto tutto. Grazie Stefano, veramente numerosi spunti come hai detto tu, magari il gruppo non era numeroso ma avete fatto veramente una rassegna estremamente interessante. L'infrastruttura è una condizione necessaria ma non sufficiente, ma è il primo punto del vostro ragionamento, sopra questa vanno usati servizi, competenze digitali, dati, sicuramente temi di estremo interesse. Grazie, abbiamo finito questa parte di restituzione, quindi la chiusura aspetta al dottor Borgo che prova a riassumere, a rilanciare e a fare tutte e due. Prego. Grazie Luca. Sì, l'arduo compito è sempre quello di riuscire a far sintesi, no? Come al solito cerco di far sintesi con 3 parole. Oggi le 3 parole che mi sono appuntato sono condivisione, collaborazione e competenze. E condivisione perché abbiamo visto quanto importante sia avere e condividere il dato. Il dato che, come abbiamo visto stamattina anche in apertura, deve essere usato anche proprio per far governance, per far sì che si possa anche governare con la capacità di conoscenza dei dati e non governare solamente con i mal di pancia. Questo è un elemento fondamentale. La collaborazione poi è fondamentale perché poi
saper mettere insieme i dati, bisogna anche sapere anche coordinarsi tra di noi, collaborare. Abbiamo visto anche sul secondo tavolo si parlava molto di quale ruolo possa avere anche i piccoli comuni e anche assieme anche i grandi comuni per poter mettere in circolazione il dato. E terzo elemento, le competenze perché l'abbiamo visto, bisogna saper, è emerso che bisogna saper comunicare in modo efficace. Cosa si può trarre dai dati? Lo vediamo anche costantemente perché poi siamo spesso sommersi da continue fake news. Ecco, è importante anche saper, quindi anche come pubblica amministrazione saper comunicare bene cosa riusciamo a trarre dai dati, proprio per contrastare anche questa falsa informazione. L'ultimo elemento poi, mi piace anche prendere lo spunto da quello che si è detto all'ultimo tavolo, è il digitale può effettivamente veramente migliorare la qualità della vita. Come? L'abbiamo visto anche, ho sentito anche parlare in apertura, ma l'abbiamo visto anche nell'ultimo tavolo, come abbiamo visto che grazie anche in questo periodo di pandemia l'importanza dello smart working si è permesso anche di poter lavorare anche in posti dove che prima non si poteva lavorare. Quindi poter anche lavorare non solamente dove c'è lavoro, ma anche dove c'è una qualità di vita migliore. Quindi è chiaro che in questo, e ritorno agli alert emersi dall'ultimo tavolo, la possibilità di avere infrastrutture, perché senza infrastrutture ovviamente non riusciamo a delocalizzare il lavoro. Ecco, questo è un po' il sintesi di questi tre gruppi. Io direi che posso chiudere rilanciando un po' all'ultimo appuntamento, il nono appuntamento che ci vedrà il 15 novembre a San Donà di Piave, dove si parlerà il ruolo del digitale nella pubblica amministrazione, che assieme al nostro assessore Calzavara ci sarà anche come ospite anche il capo dipartimento della trasformazione digitale Mauro Minenna, che ci aiuterà un po' a capire quale sarà il futuro della pubblica amministrazione in questa nuova era digitale. Grazie ancora e lascio la parola a te Luca per chiudere. Chiudo ringraziando il Consorzio BIM Piave per l'ospitalità, l'Innovation Lab Dolomiti che ci ha ospitato oggi, veramente siamo stati benissimo qui. Continua quindi il tour, ultima puntata saremo all'Innovation Lab di San Donà. Ringraziamo anche i tre moderatori, quindi Gianni Marigo, Delio Brentin e di nuovo Stefano Stavaris, e ringraziamo anche Veneto Innovazione per il supporto tecnico che ci dà all'attuazione di questa fase di ascolto delle agende digitali. Quindi rimandiamo al prossimo appuntamento 15 novembre ore 10:30. Buona giornata a tutti e buon lavoro.